Allora, riprendiamo un po' il discorso di quanto stavamo dicendo, anzi do la parola a lei Presidente per aggiungere un po' qualcosa, perché per capire l'impatto che può avere comunque anche per il territorio una cosa come questa, ma come tante altre che poi sembra che vengano realizzate a breve, sempre lì, abbiamo anche Abano per esempio che è sempre una questione controversa. Perché sì. per i cittadini dicono ma sì è un'alternativa, è piacevole, c'è un luogo in più dove fare shopping, andare eccetera. Sì, però l'impatto per la cittadinanza del luogo sicuramente è un impatto a mio avviso negativissimo. Poi all'interno di questi centri commerciali che alla fine noi crediamo la gestione degli spazi, dei negozi e quant'altro, non è che sono che costino poco, voglio dire, ci sono degli affitti. No, io osservo in giro e dico c'è sempre questo ricambio, chiudono un negozio, ne aprono un altro, cioè questa rotazione sarà motivata da qualche fatto, vuol dire che anche all'interno dei grandi centri commerciali delle difficoltà vere e proprie ci sono. Penso all'America che normalmente è più avanti di noi di un 20-30 anni e abbiamo dei colossi lì fermi, oltre 50-60 strutture di questo genere che non hanno più funzionato. La mia preoccupazione è se un domani queste strutture non funzioneranno, chi tutelerà il territorio e il paesaggio? Allora io penso che come noi in agricoltura costruiamo gli impianti di biogas, ci costringono a fare delle fideiuzioni ai nostri agricoltori ventennali con costi esorbitanti per un domani, quando è finito di utilizzare questo tipo di impianto, devono pagare dei soldi per lo smaltimento. Io credo che oggi le leggi devono avere anche questa visione, non quella dell'immediato, ma una visione a medio e lungo termine e dire Cosa mai finisse male, esatto, lo smaltimento. Poi le do la parola, scusi che abbiamo una telefonata che è un po' in attesa. Pronto? 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 Sì, pronto, buongiorno, da dove chiama? Buongiorno, siamo da Galliera Veneta. Sì, dica tutto. Stavo seguendo la vostra trasmissione, il problema che il signore, signorina o signora... Della CIA, sì. Gli agricoltori dicono delle cose che sono giuste perché stanno occupando a Galliera ormai abbiamo il 90% di cemento. Sì. Hanno fatto cemento dappertutto. Capannoni vuoti continuano così io ero un agricoltore 20 anni fa e era 150 aziende Galliera, adesso ne sono rimaste 2 e stanno fanno morendo a quelle 2. Non respiteranno. Chiaro. Danno la possibilità di fabbricare capannoni già e dopo cosa fanno? Invece di fare piantare le piante, fare piantare, levano tutte le piante che ormai non sono più piante che era. Era solo la vita imperiale che è piante, ma io credo che in un paio d'anni faranno anche la piazza pulita, perché stanno già avanzando anche dalla parte della. Sì. Possono fare capannoni di 10-12 mila metri, cemento dappertutto, e come la signora diceva che puoi fare l'incentivo, danno il permesso di fare il parcheggio da un'altra parte, allora, cemento di qua, e il parcheggio di là, cemento di là, cemento dappertutto. Perché la vede che agli anni 60 c'è anno, che dire che ci stiamo uccidendo. L'agricoltura mica penso che deve morire, perché la politica italiana 40 anni che lo fanno morire, non è stato santi. Chiaro. E continuano a farlo morire perché di fare tutto per farli morire. Grazie, guardi, la ringrazio che siamo in chiusura di trasmissione, grazie del suo contributo e della telefonata che ci ha fatto. Proprio a cappello di chiusura, se vuole dire qualcosa, lei Presidente o entrambi velocemente a commento di questo. No, è condivisibile, io conosco anche il territorio di Galliera Veneta e dice bene il signore che una volta le aziende erano numerose in quel territorio e oggi abbiamo cementificato. Io credo non ci sia la necessità di tutte queste nuove costruzioni, utilizziamo bene quelle già esistenti, sfruttiamole nella maniera migliore e diamo spazio alle generazioni che verranno, lo spazio nel senso il luogo proprio pratico, fisico. Il terreno fisico per dare l'opportunità di impieghi di lavoro qual è l'agricoltura. Oggi l'agricoltura è parlatissima, è nominata ed è veramente un diamante con sfaccettature svariate, ma è sicuramente
insieme a altre categorie economiche potrebbe trovare il binomio o il trinomio o il quadrinomio per uno sviluppo sostenibile coscientemente e sostenibile anche economicamente. Presidente, proprio in chiusura, il nostro telespettatore accennava, ma la politica anche a livello nazionale sembra non aver fatto niente, quindi essere complice di questo scempio. Diciamo che la politica, come sempre, è legata alle decisioni degli uomini, cioè vorrei dire che non è scorporata da quello che siamo noi, che vogliamo noi fare. Cioè quello che abbiamo notato nel nostro paese, nella nostra piccola realtà, è proprio che c'è questa volontà da parte dei cittadini di prendere coscienza di quello che hanno veramente come ricchezza e soprattutto di difenderlo, perché se è sorto un comitato spontaneo è proprio perché magari la politica finora non ci ha dato ascolto abbastanza, non ci ha garantiti. Ecco perché io direi, ok, va bene, la politica fa il suo corso, se non riesce a farlo fino in fondo è giusto che prendiamo in mano la situazione, in un modo o nell'altro, perché effettivamente ci siamo accorti che il dedalo di leggi sono talmente complicate che effettivamente anche per un semplice cittadino delle volte sono assurde per alcuni aspetti. Però io direi che le cose buone si vedono e il buon senso delle persone si vede chiaramente. Speriamo che sia diciamo che si completi questo iter, sicuramente senza troppi danni per tutti, sia per la comunità che per le persone. Intanto aspettiamo appunto la Regione che faccia i suoi passi. Sì. Grazie molte di essere stati qui con noi. Posso fare una battuta? Sì. No, io credo che quello che viviamo oggi sia non solo la crisi, perché adesso vogliamo sottrarre 40 campi agricoli al mondo agricolo, ma noi viviamo una crisi della democrazia interna al nostro paese, nazione Italia, e credo che su questo noi ci dobbiamo soffermare e interpretare la democrazia e la libertà in una visione futuristica diversa da quella che è stata fino ad oggi. Pensiamo che nel dopoguerra abbiamo cercato di innovare, di crescere, siamo partiti non dico dalla ruota di pietra, ma bensì abbiamo fatto un percorso talmente veloce senza considerare quali potevano le conseguenze e i danni. Oggi riprendiamo posizione, rivalorizziamo la democrazia, partecipiamo assieme per sostenere dei principi che non saranno quelli per Betto o per la Masiero, ma saranno anche per le altri. generazioni future, assolutamente, guardare in avanti. Grazie ad entrambi, grazie a RC di Padova di aver collaborato, a voi di aver partecipato, di averci seguito. Appuntamento come sempre a domani. Grazie.